stato importante, il nervosismo non è stato creato da noi, sono state decisioni molto strane, ha tenuto fermo il gioco 3-4 minuti, ma non ho ancora capito cosa abbiano dato, perché abbiano annullato il rigore a Huper. Prima parlavano di uno del Barcellona che doveva uscire, che era rientrato prima, in questo caso si manda via il capitano, se la panchina protesta e non sanno chi protesta è il capitano che viene espulso, quindi io non capisco, sinceramente non ho capito. Alla fine però la cosa importante è che la squadra ha giocato una grande partita, perché veramente ha battuto una squadra molto forte e ha dimostrato, con l'assenza di Ocasio, che per noi è importantissimo, ha dimostrato di essere una squadra forte, di essere una squadra viva, tutti i giocatori hanno giocato, tutti hanno giocato bene e questo è importante. Il pubblico è importantissimo, io avevo già detto, ero venuto a Palermo prima di venire qua come allenatore, ero venuto qua quando allenavo la Sport Manager e c'era la piscina strapiena, infatti ho detto cavolo che bello, se vado a Palermo, poi mi chiamavo presidente, veni a Palermo, da allora non siamo mai riusciti a avere la tribuna piena, si vede che sono io che porto ieri. E però certo anche 250 persone per noi sono importantissime perché ci danno una mano, ci aiutano, ci incoraggiano e anche un leggero condizionamento da parte degli arbitri c'è sicuramente. Sì, c'è tanta grinta, tanta voglia di fare, poi a volte siamo ancora carenti in certe situazioni, sui rimbalzi, abbiamo preso un altro gol su un rimbalzo, pariamo il tiro, la palla rimane lì, anche a quinto abbiamo preso un gol, ci stiamo lavorando, il problema è che con tutte queste partite poi determinate cose si tralasciano perché hai troppe altre cose da fare, tanto ti devi allenare, che questo è fondamentale, ma non ci stiamo più allenando. E poi curare i dettagli come in determinate situazioni deve avere un po' di tempo, non abbiamo mai tempo, siamo sempre in giro, siamo sempre a cercare di fare il massimo nel minimo tempo. Io sono qua questo è il 4º anno che sono qua e volevo ringraziare la società perché se Palermo ha queste partite il merito è del nostro presidente che tutte le volte riesce a fare una squadra forte e a creare delle situazioni per cui la grande pallanuoto viene a Palermo, quindi volevo fare i complimenti al mio presidente. Sì, allora l'anno scorso siamo partiti un po' in sordina, ma abbiamo poi comunque ci siamo messi dietro formazioni come Savona e Trieste che sicuramente erano più attrezzate di noi. L'anno scorso nei primi 7 giocatori avevo 4 nuovi, che erano il portiere, Giorgetti, Vitale e c'era anche un altro, non mi ricordo, però comunque questi 3 partivano sempre. Quest'anno i primi 7 fondamentalmente è stato inserito solo un giocatore, nei 7 che giocano un po' di più e questo ha agevolato un po' i meccanismi, ha agevolato un po' le cose, lo stesso Judic che anche oggi ha fatto una grandissima partita, ha capito dove deve stare, sulla nostra zona, dove deve parare, insomma tante cose che ci vuole un po' di tempo perché diventino automatismi e quindi ovviamente quello che succederà adesso è quello di riuscire a far comprendere i meccanismi anche ai crolleremo tra poco, ma sì, perché questa partita, il pericolo che c'era, l'avevo detto alla vigilia, che era una partita che per vincere aveva un dispendio di energie enorme, è stato così, abbiamo avuto un dispendio di energie incredibile e mercoledì abbiamo una partita fondamentale per noi con la De Hacker in casa, spero ci sia di nuovo il pubblico, noi quella partita siamo obbligati a vincerla contro una squadra molto forte, sarà una partita difficilissima, ma è quella che ci permetterebbe in campionato, quella e sabato a Salerno, di poter fare un salto di qualità.